È di 1.000 € il valore della statuetta rubata dai ladri alla mostra L'oro dei Longobardi, dedicata all'artista orafo Sergio Mazzola a Cividale del Friuli, nel monastero Santa Maria in Valle. Mercoledì mattina i ladri si sono introdotti nel monastero portando via l'opera. Devo dire che le indagini sono in corso, pertanto non darò, diciamo, nessuna notizia in più di quella che già non è uscita sulla stampa. La maggior parte di queste opere, dell'artigiano, che insomma dell'orafo, che raccontano un po' quello che è stato il suo percorso, sono protette in alcune teche, però vi sono dei piccoli pezzi che sono esposti semplicemente con un incastro e un imbullonamento sul piedistallo. Tanto mi sento di dire alla persona che è entrata, ha pagato il biglietto, che sa benissimo che vi sono comunque le telecamere, che quindi adesso sono al vaglio naturalmente delle forze dell'ordine, che forse questo gesto, magari in consulto, può trovare rimedio con la restituzione del pezzo. Sul fatto indagano i carabinieri di Cividale. Nel frattempo, la mostra, che ha registrato ottimi numeri di visitatori, è stata prolungata fino al 15 settembre. La mostra è stata recentemente prorogata proprio per il successo che ha avuto ed è visitabile nei luoghi del monastero di Santa Maria in Valle, in particolare nel piano nobile sopra il tempietto longobardo, al primo piano, nei locali della Costituenda Quadreria e nelle celle appunto delle madri orsoline, dove le madri avevano la loro stanza.